Senti, sta Massimo perché non vai a cadere che fa? Perché che ne fa? Io niente, non sono fatte le tue, te ne vai sì o no? Non me ne posso andare. Sì, perché io sono venuta apposta per dirti una cosa e ancora ti devo dire niente. Ma che mi devi dire? Quindi, no. Dici, Mari? Senti, Federico, tu sei mio fratello e certe cose le devi sapere. Però io non ci credo, giuro. Ma lascia stare, non giurare, credo, non c'è bisogno. E poi si può sapere che le dice la gente. La gente, insomma, si può sapere che dice sta gente. Che dici? Che dici? Che dici? Federico, Eh? la gente dice che... La gente dice che? La gente dice che tu... Mari, hai capito? La gente dice che io? La gente dice che tu... Che cosa, Mari, cosa? Sei ricchione, ma boh! Come sarebbe ricchione? Gay, omosessuale? Sì, insomma. Oh, è lì, gay, omosessuale, sempre ricchione. Insomma, io sono ricchione. Per sta gente me... Io sono ricchione. Sì. È solo perché non sono sposata. Ah, non so se è questo problema, ma certamente contribuisce. Ma guardate con quale tipo di cultura retrograda e provinciale io mi devo confrontare. Ah, e tu non ti confrontare, spusati che è meglio. Sì, ma la dobbiamo finire con questo tipo di mentalità. Perché sta gente che subito sputa sentenze e giudica. Deve capire che ognuno si deve fare i cazzi. Babbo, va avanti, ho capito. Ma di questa è gente che non tollera la diversità. Perché ci vuole vedere tutti quanti uguali. Senza capire che è proprio nella diversità che c'è la ricchezza dell'essere umano. Azzo, sai bene sta cosa che... Comunque, io non so se c'è stata questa ricchezza. I sacci sono qua, fate un passo per ricchione. Lo vedi, lo vedi! Lo vede, come non lo vede. Ma lì la vita propria, ognuno ha il diritto di viversela come meglio crede. Basta che non dà fastidio e non fa male a nessuno. Come faccio io? Federico, ma allora è? Ma che cosa, avere cosa? Ah, senti, se è Cuccettino là, a Marola, non ce le faccio un domani perché non mi ha firmato